Benvenuti alla lezione di lettura e repertorio numero 3. Allora, come già detto alla fine della seconda lezione, adesso vi faccio ascoltare l'intera esecuzione del numero 2 con le minime e le semibrevi e poi passiamo a vedere l'inizio dell'esercizio numero 3. Osserviamo. E allora una velocità di metronomo, in questo caso abbiamo un 86, poi regolatevi voi come meglio credete e vediamo. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, Bene, allora se è tutto a posto possiamo andare avanti alla pagina successiva, esercizio numero 3. Bene, in questo caso adesso abbiamo anche le semiminime del valore di un quarto, quindi ancora tempo 4 quarti, quindi tempo quaternario semplice, chiave di violino per la mano destra, chiave di basso per la mano sinistra, ma le note sono ancora le stesse. Do, re, mi, fa, sol con la mano destra, sol, fa, mi, re, do con la mano sinistra. Allora, passiamo alla mano destra. Leggiamo e suoniamo le note. Allora abbiamo do, mi, sol, poi abbiamo mi, re, do. Bene, ci fermiamo su queste 4 battute e vediamo l'esecuzione a tempo. Quindi è 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 e mi fermo sulla nota successiva perché man mano che le figure hanno dei valori più brevi è meglio fermarsi già sulla sezione successiva per studiare già la concatenazione poi dei pezzetti che andiamo a studiare. Passiamo alla mano sinistra. Allora abbiamo sol semibreve col pollice, poi abbiamo 4 semiminime la seconda misura, do, mi. E ancora sol, sempre una semibreve, poi ancora 4 semiminime, mi, fa, mi, re, e mi fermo sul do del rigo successivo. A tempo la seconda battuta, la mano sinistra. E allora, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 e mi fermo sull'altra. Bene, adesso mettiamo le mani insieme. E allora, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ecco, magari unendo le mani, prima di eseguire tutto a tempo, potreste eseguire senza tempo, cioè vedere un attimo la combinazione delle due mani, quindi suonare do, mi, do, mi col sol, poi abbiamo la seconda battuta, giusto per coordinare le dita che devono essere suonate, e poi quindi queste emozioni. Qua non c'è bisogno di correre, quindi poco alla volta, fatevi un rigo al giorno, tranquilli, una settimana, avete almeno una settimana di tempo in media, va bene per sistemare questo esercizio, ma insomma chi ha più tempo, chi ha meno tempo, regolatevi senza fretta. L'importante è che leggiate, non imparate a memoria, già l'abbiamo detto per le altre lezioni, dovete leggere perché dobbiamo sviluppare la lettura. Dopo questo esercizio con le semiminime abbiamo già 2 piccoli brani musicali da eseguire, quindi è importante ripetere più volte questi esercizi, anche gli altri, per avere una buona dimestichezza con il pentagramma. E allora, quando avete sistemato anche questo, la prossima lezione quindi studieremo il primo brano musicale e vi farò chiaramente ascoltare poi l'intera esecuzione per confrontarla con il vostro studio. Bene, anche per questa lezione di lettura e repertorio, la terza, è tutto e io quindi vi ringrazio come al solito per avermi prestato la vostra attenzione e spero che
comunque stiate riuscendo insomma, a guadagnare i primi risultati, insomma, a ottenere i primi risultati soddisfacenti, però vedrete che con la perseveranza, con la pazienza e col metodo di studio, con l'applicazione continua, i risultati arriveranno. Bene, ancora vi do appuntamento per la prossima lezione e buona musica a tutti. Ciao!